God Save the Wine, la serata è la vendemmia, noi siamo qui a divertirsi, ridere e scherzare, un po' preoccupati per quello che succede in vendemmia, ma c'è anche chi è lì invece, Francesco ce lo può garantire, che sta sorvegliando le uve giorno giorno, ora dopo ora, per capire il momento giusto. Ecco, a che punto siamo a Castelnuovo Belardenga, Montalcino? Raccontaci. Perfetto, allora, faccio io. Grazie, bene, buonasera a tutti, grazie Andrea. Diciamo, ecco, siamo ad un buon punto per quanto riguarda l'azienda a Castelnuovo Belardenga San Felice, siamo a circa il 40% per così dire, quindi abbiamo iniziato da poco con il Sangiovese, che è poi la parte, il polmone più importante. In generale la vendemmia sta andando abbastanza bene, l'anno è stato un anno, come sappiamo, decisamente particolare, perché se poi lo andiamo ad analizzare ci possono essere stati tutti i punti di difficoltà che possono capitare, perché c'è stata un pochino di gelata ad aprile che non ha fatto troppi danni ma un po' ha colpito, c'è stata questa lunghissima siccità con il caldo poi estivo che ci ha accompagnato fino ad agosto, con un agosto poi fresco e piovoso, diciamo, soprattutto la parte finale, ecco. E quindi diciamo vendemmia decisamente particolare, in generale una riduzione delle quantità, ma la qualità sembra per il momento molto interessante. Ci rassicura, perché insomma a leggere le prime notizie erano un po' catastrofiche e insomma è un'annata un po' particolare, questo è un anno un po' particolare perché festeggiate un compleanno importante. Esatto, davvero, quest'anno è un anno decisamente importantissimo per l'azienda, in quanto dopo 50 anni dalla prima vendemmia, che fu la 68, come anche antesignano di questa categoria che ha sicuramente rivoluzionato l'approccio al mondo del vino in Toscana, e il Super Tuscan, nasce proprio il Vigorello, che quest'anno con l'annata proprio uscita a marzo, la 2018, festeggia proprio i 50 anni fra la prima e l'ultima vendemmia. Era il 68, cioè non ero nato nemmeno io per fortuna, ma già si pensava, all'epoca era un Sangiovese 100%, può darsi? Ho fatto un bellissimo percorso perché oggi, ecco, il Vigorello che oggi trovate, ripetiamo, 2018 è Pugnitello, appunto il marchio poi distintivo dell'azienda, uva autoctona riscoperta negli anni 80 grazie a questo progetto di ricerca con le università. Poi abbiamo Merlot e Cabernet Sauvignon. Quindi ecco l'espressione attraverso vitigni particolari del Castelnuovo Belardenga. Questo è un vino che direi che da prototipo di Super Tuscan estremamente piacione, dolce eccetera, è arrivato in una forma molto più rigorosa, note molto scure, boscose, una bella freschezza, una bella pepatura, a dare vedete un vino che sa di Belardenga, come dire, sa di questa zona un po' estrema del Chianti classico, e direi che racconta una storia bellissima, insomma una riscoperta del Sangiovese e dei suoi complementari, e soprattutto un bel atto d'amore al territorio, insomma 50 volte il primo bacio, ecco, con questo Vigorello. Quindi insomma grazie mille Francesco. Davvero, grazie a voi, buona continuazione, grazie Andrea.